Notte di follia a Borso del Grappa, maxi rissa fra 20 sudamericani all'esterno di un locale, fuggi generale all'arrivo dei carabinieri, 2 feriti in ospedale. Ai nostri microfoni il racconto del medico del SUEM intervenuto sul posto, sopralluogo della sindaca di Borso che annuncia per domani un tavolo sulla sicurezza. Guardie private contro baby gang, risse e furti, da domani sera parte la sperimentazione voluta dal comune che ha fatto discutere a Mogliano Veneto. Momenti di apprensione alla mostra del cinema, borsa sospetta abbandonata nel bar dei VIP all'Excelsior fa scattare l'allerta, artificieri sul posto, si trattava di un falso allarme. Foto ai bambini, atti osceni di fronte ai piccoli in spiaggia, arresto shock a Bibione, bloccato un quarantenne impiegato di un hotel del litorale. Incidente in montagna, gravi condizioni per un 53enne alpinista trentino caduto nella parte iniziale della via normale alla cima grande di Lavaredo. A Cisone il 54esimo raduno al Bosco delle Penne Mozze, nella cerimonia un momento di riflessione sul futuro degli alpini con un forte appello dei sindaci. È frutto di prove e innesti di un vivaista di Santa Lucia di Piave, un gelsomino davvero unico, la sua particolarità essere una pianta tricolore. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e apriamo con la cronaca, l'abbiamo raccontato in un flash questa mattina nella nostra prima edizione, la notte di follia vissuta a Borso del Grappa, una maxi rissa tra 20 persone. Fortunatamente il bilancio è di 2 feriti non gravi in ospedale, ma è tutto da ricostruire cosa sia accaduto e si sono vissuti momenti di forte tensione in zona. Il racconto. Notte di follia, quella vissuta a Borso del Grappa all'esterno dell'Eden Garden di via Molinetto, una lite poi degenerata quando il locale era già chiuso. L'indomani quello che mostra la luce del sole è la devastazione più assoluta. A terra vetri, cocci di bottiglie e bicchieri, cibo lanciato ovunque, macchie di sangue. La più evidente, questa sul ciglio della strada a ridosso del cancello d'ingresso al parcheggio. Ed è qui che tutto inizia. Sono circa le 4 quando alla centrale del SUEM di Crespano arriva una chiamata per un codice rosso. Inizialmente sembra un classico codice da sabato sera per una situazione di alterazione alcolica, ma quando gli operatori arrivano sul posto lo scenario è ben diverso. Sulla strada un ferito, si scoprirà poi essere stato trascinato qui. Tra i sanitari al lavoro anche il responsabile del SUEM Pedemontana Emergenza di Crespano. C'era questo sudamericano a terra vicino alla strada con la testa un po' pestata dagli altri connazionali, aveva del sangue, era in alterato stato di coscienza probabilmente da alcol. I medici si concentrano sul ferito, mentre poco distante da loro si scatena il caos. Abbiamo sentito cominciare dei tafferugli e dalle parole sono arrivati i fatti degli amici che aveva l'imbratteria con pugni su macchine dove hanno distrutto dei vetri di una macchina, con urla di donne, erano circa una ventina di sudamericani che si urlavano dietro, che si menavano, pugni, calci, qualsiasi cosa, parlavano spagnolo, quindi non si capiva neanche bene la parte degli insulti. Ci hanno chiesto di fermarci perché c'erano altri feriti più avanti. Sono andato a vedere. Volano piatti, bottiglie, bicchieri, pure il cibo, da quanto si può vedere, viene lanciato durante la rissa. Attimi concitati anche per gli stessi operatori del SUEM. Momenti di tensione, momenti dove devi stare un attimo attento, perché insomma devi comunque muoverti in un territorio dove ci sono bottiglie rotte, piatti rotti, gente un po' alterata. Mentre i sanitari stanno intervenendo, attimi di tensione anche in strada. A un certo punto ho visto una macchina partire, erano sicuramente un ragazzo e una ragazza, e un'altra macchina si è fermata, era in strada, un'altra macchina li ha fermati muso con muso, sono scesi in 4 dalla macchina che li ha fermati, hanno cominciato a prendere a pugni, a calci la portiera della macchina, credo abbiano rotto il finestrino, la ragazza ha fatto a tempo a uscire. Il ragazzo che era alla guida ha ingranato la marcia e ha quasi travolto gli aggressori per scappare. Poi si è girato su una rotonda per tornare verso Bassano, è passato molto vicino alla nostra ambulanza che era lì parcheggiata in parte della strada e sono scappati uno dietro l'altro in direzione Bassano. Nel frattempo il dottor Tommasi chiede l'intervento di un'altra ambulanza che arriva da Bassano e avverte i carabinieri che intervengono con le pattuglie della radiomobile di Castelfranco Veneto e delle stazioni di Asolo e Riese. Nel frattempo sono arrivati 3 mezzi dei carabinieri
e con loro è stato un po' ristabilito l'ordine e la tranquillità. Avevamo 3 feriti, di cui uno era anche l'aggressore che ha spaccato le macchine. Alla fine il bilancio è di 2 feriti, fortunatamente non gravi, entrambi colombiani e residenti nel Vicentino. Un 37enne di Cassola, medicato all'ospedale di Bassano del Grappa con una prognosi di 8 giorni, e un 27enne di Schio, ricoverato all'ospedale di Castelfranco per trauma cranico e ferite al volto, non in pericolo di vita. Al momento restano sconosciuti i motivi della rissa, forse una parola di troppo, forse un apprezzamento verso una ragazza. Anche questo dovranno chiarire le indagini dei carabinieri al lavoro per individuare le persone coinvolte. Nelle prossime ore verranno ascoltati i 2 feriti. Al momento non sono scattati provvedimenti nei confronti dei presenti. Insomma, avete capito, una dinamica davvero incredibile, con anche uno scontro tra le auto e gente che ha rischiato di essere travolta. Poteva essere davvero un bilancio molto più pesante. Fortunatamente parliamo di 2 feriti non gravi in ospedale. Le indagini sono in corso, come diceva Francesca Bozza, e poi c'è ovviamente il comune, la sindaca di Borso del Grappa, che già ieri sera si era recata nel locale per chiedere che venisse abbassata la musica, prima che poi scoppiasse la maxi rissa quando il locale aveva già chiuso. Parlerò con i carabinieri, dice, oggi, e valuteremo la situazione. Intanto un tavolo con i carabinieri, perché li ho appena sentiti, e valuteremo tutto cosa che è successo. Nelle prossime ore la sindaca di Borso del Grappa, Fiorella Ravagnolo, farà il punto della situazione e delle indagini con i carabinieri. Lei, che sabato sera era arrivata nel locale intorno alle 23, mentre erano in corso 2 feste, un evento di Caraudio Show e i festeggiamenti per un 20° compleanno. Alcuni cittadini l'avevano contattata segnalandole il volume della musica troppo alto. Ieri sera ero passata per far chiudere la musica, perché appunto era una musica talmente alta che i cittadini hanno cominciato a chiamarmi. La situazione era musica alta, dove che ho intimato appunto di abbassare la musica. Loro mi hanno detto appunto che erano già passati i carabinieri e stavano chiudendo la musica. Effettivamente sì, è vero. Subito dopo, quando sono andata a prendere la macchina in parcheggio, la musica l'avevano già spenta, insomma. Poi la festa è proseguita senza musica. Intanto nel pomeriggio la prima cittadina si è recata in via Molinetto, in sopralluogo, per vedere personalmente quello che rimane dopo la maxi rissa fuori dalla birreria. Appesi ancora i palloncini, a terra le candeline, la carta regalo, i piatti usati per mangiare la torta di compleanno, tutti segni di una serata di gioia e festa improvvisamente interrotta da una violenza che resta ancora senza un perché. A proposito di risse, di baby gang, ma anche di risse, l'ultima qualche giorno fa che ha fatto discutere in Piazza dei Caduti, siamo a Mogliano Veneto, baby gang, risse e furti, e a Mogliano ormai tutto pronto per l'operazione vigilanza privata, come annunciato nei mesi scorsi dal sindaco Davide Bortolato, dal vice sindaco e assessore alla sicurezza Leonardo Muraro, una proposta, un progetto che ha fatto discutere in città. Le guardie private che hanno appunto il supporto, pagate dal comune a supporto di polizia locale e forze dell'ordine, inizieranno il loro servizio domani sera dalle 22 alle 6 del mattino ogni giorno. Il primo step del progetto è previsto fino al 28 febbraio 2026, un esperimento che potrà essere rinnovabile, e domani mattina davanti al municipio ci sarà la presentazione ufficiale di questo progetto, le guardie private a supporto delle forze dell'ordine, proprio per contrastare anche i fenomeni di baby gang, ma anche di furti e di risse in paese. Un veloce salto alla mostra del cinema di Venezia, più tardi parleremo anche della giornata cinematografica della mostra del cinema con il nostro Lorenzo Maier, ma parliamo invece di cronaca, di un allarme bomba di questo pomeriggio intorno alle 16:20 all'Hotel Excelsior, l'albergo dei VIP e delle star alla mostra del cinema al Lido, la presenza di una borsa sospetta che pareva emanasse anche dei segnali in bassa frequenza all'interno del Blue Bar, il bar dei VIP all'Excelsior, al piano terra dell'albergo, ha fatto scattare infatti il sistema di sicurezza. Per circa mezz'ora, poco più di mezz'ora, è stato infatti bloccato il passaggio di tutti all'interno del locale. All'opera le unità cinofile anti-esplosivo, gli artificieri, squadre di carabinieri e polizia sia in divisa che in borghese. Sono stati momenti di tensione, come sapete la mostra del cinema è un evento internazionale e quindi già in questi giorni il livello di sicurezza si è alzato. Fortunatamente si trattava di un cessato allarme, ma non sono mancati i momenti di tensione.
Sempre nel veneziano, con una tragedia avvenuta in spiaggia a Bibione, ha perso la vita una turista tedesca di 83 anni in vacanza nella località balneare. L'allarme alle 13 quando la donna si è improvvisamente accasciata, e prima a intervenire i bagnini della società Bibione Spiaggia, che hanno immediatamente attivato il piano di emergenza. Pochi minuti dopo sono giunti i sanitari del punto di primo intervento locale, mentre da Treviso si è alzato l'elicottero del SUEM 118. Purtroppo per la donna, 83 anni, non c'è stato nulla da fare. E sempre a Bibione in queste ore fa discutere, fa scalpore l'arresto shock di una quarantenne dipendente di un hotel del litorale con un'accusa davvero pesantissima. Nel suo smartphone gli agenti hanno trovato materiale agghiacciante, non solo centinaia di filmati pedopornografici scaricati a pagamento da un canale Telegram, ma anche suoi video girati mentre compiva atti osceni davanti ai bambini in spiaggia, questi ultimi anche fotografati mentre andavano al bagno. La polizia locale è arrivata a lui, un impiegato nella reception di un hotel di Bibione, quarantenne, albanese, dopo che numerose segnalazioni avevano fatto scattare l'allarme sull'arenile. Era stata inizialmente una bimba straniera a raccontare al padre di aver visto un uomo nudo nei bagni della spiaggia. Il genitore si era precipitato sul posto, ma l'individuo si era già allontanato. Poco dopo lo stesso è stato visto compiere sempre atti osceni davanti ad altri 2 bambini. Anche in questo caso è riuscito a scappare prima che un genitore potesse fermarlo. Di qui è scattata l'indagine della polizia locale del distretto Veneto Est, che ha iniziato a esaminare i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Evidentemente l'uomo non sentiva il fiato sul collo, tanto da continuare a imperversare in spiaggia, segnalato mentre compiva ancora atti osceni davanti a un bambino. Altro inseguimento, altra fuga, finché i vigili hanno individuato prima la sua bici, poi l'albergo dove lavorava e viveva. E qui, nella sua stanza, la scoperta di quanto conteneva il cellulare. Immediato l'arresto, convalidato dalla procura di Pordenone, lo shock in hotel e il sospiro di sollievo per tantissime famiglie, da tempo allarmate per quanto stava accadendo. Ancora la cronaca, sono gravi le condizioni di un alpinista caduto nella parte iniziale della via normale alla Cima Grande di Lavaredo. A lanciare l'allarme questa mattina altre persone che avevano assistito all'incidente. Il 53enne di Velturno, in provincia di Trento, che si trovava con un'altra persona, è arruzzolato una quindicina di metri sbattendo la testa e riportando diversi traumi. Sul posto sono stati calati tecnico di elisoccorso ed equipe medica che hanno portato le prime cure urgenti all'infortunato. L'uomo era cosciente, è stato imbarellato, recuperato con un verricello e trasportato all'ospedale di Treviso. La persona che era assieme al ferito è stata riaccompagnata indietro da un alpinista presente. L'uomo resta ricoverato a Treviso in gravi condizioni. La politica adesso, regionali e il centrodestra, la Lega, le prese con il fattore Vannacci che continua a far discutere all'interno del Carroccio, mentre si attende da tempo ormai la scelta sul candidato governatore. Il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera, in diretta oggi alla prima edizione, non ha dubbi su chi vorrebbe a Palazzo Balbi tra i 2 esponenti della Lega più vicini, a quanto pare, allo sprint finale. Si fanno 2 nomi. Stefani e Bitonci. Da quello che guarda alla finestra, secondo lei è meglio Stefani o Bitonci? Sono 2 persone molto diverse, secondo me sono molto diverse. A me piacerebbe, a sto punto, tra i 2, preferirei Alberto Stefani. Secondo me ha uno sprint ormai di un altro tipo. Continua a dirsi fuori dai giochi per sua volontà dalle regionali, anche se il suo nome è sempre stato tra i papabili trevigiani in corsa. Ma da per ora spettatore esterno, quello del vice sindaco di Treviso non è un giudizio da poco, anche perché è espressione del Carroccio trevigiano che sembra vedere il suo storico peso politico spostarsi verso altre province. Padova, ad esempio, mette in campo i 2 nomi che da più tempo circolano come in pole position come candidati governatori del centrodestra se alla fine la spuntasse la Lega. E Manera va controcorrente rispetto al borsino dei bookmakers. Bitonci nome importante, ma Stefani, per il vice sindaco, più legato al territorio. Quando tu hai fatto anni sul territorio, dopo quando cambi è difficile ritornare. Poi è bravo, Bitonci è una persona bravissima, però tra i 2 io preferirei Stefani. Va da sé che tutto sarà chiaro quando i leader nazionali metteranno tutto nero su bianco. E da Via Bellerio si cerca di capire anche quale sarà l'eventuale ruolo del generale da qualche mese vice segretario federale Roberto Vannacci, che a febbraio aveva fatto intendere di non escludere una sua corsa nel Veneto, dove ha raccolto molto alle europee. Un Veneto visitato più volte negli ultimi tempi e dove si moltiplicano i team Vannacci a supporto del movimento Il Mondo al Contrario. Ma per Manera, europee e regionali sono 2 partite diverse e il giudizio sul generale non è cambiato. Secondo me in Veneto lui non è stato un valore aggiunto. Cioè per l'elettorato che ha la Liga Veneta, che è molto
zaiana, molto cioè molto bilanciata. Cioè io ogni volta che devo andare da qualche parte, magari anche Vannacci mi diceva: ma come mai te ho messo? Cioè, te ho messo come se l'avessi messo io. E dicevo: beh, puoi votare me, perché mentre, non so, in Emilia Romagna ci ha dato un valore aggiunto, cioè il collegio era molto grande, ci ha dato un valore aggiunto, in Friuli ci ha dato un valore aggiunto, in Trentino Alto Adige ci ha dato un valore aggiunto alla Lega. Secondo me in Veneto, lo dico seriamente, abbiamo perso forse qualcosina, perché lui va a prendere un elettorato tenendone fuori un'altra parte che è molto più moderato. Cioè chi vota il governatore Luca Zaia, l'ha votato dandogli il 50% alle ultime regionali, non tende a non votare Vannacci. È poca la sovrapposizione, perché è un elettorato diverso, di persone molto diverse, molto più moderate. Poi guardate, però io l'ho conosciuto, una persona, sì, adesso a parte la parte televisiva, molto preparata, non stiamo parlando di una persona, insomma, che urla così colà, però secondo me l'elettorato non è molto sovrapponibile, cioè, ma lo dico sinceramente, quindi e poi posso dire anche un'altra cosa: a me piace anche che le elezioni abbiano temi, persone e condizioni territoriali. Un altro flash di cronaca con un incendio nel pomeriggio poco prima delle 17 in un ricovero attrezzi a San Biagio di Callalta in via Bosco. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, lo vediamo in queste immagini, hanno spento le fiamme prima che le fiamme si propagassero alla vegetazione intorno alla casa, distante appena 5 metri. Resta ancora da chiarire da dove sia partito il rogo e quindi le cause dell'incendio, fortunatamente spento dai vigili del fuoco. Andiamo in zona Pederobba. Potrebbe iniziare a breve l'iter per una nuova rotatoria lungo la Feltrina Onigo in particolare. In particolare a Pederobba il Comune si è impegnato da tempo per mettere in sicurezza lo svincolo per Onigo. Finora tutto era fermo però perché non c'erano finanziamenti dalla Regione. Così il sindaco ha pensato e attuato un'altra soluzione. Dovevamo presentare un progetto, noi speravamo che Veneto Strade ci venisse incontro per quel che riguardava l'investimento in questa infrastruttura, così non è, per cui inizieremo a camminare con le nostre gambe. La Regione non finanzia il progetto per la rotatoria sulla Feltrina e allora Pederobba lo fa lo stesso, attingendo le assicurazioni. Abbiamo attraversato un periodo di difficoltà economiche per affrontare le spese necessarie per andare incontro a quelli che erano i danni causati dalla grandinata famosa del luglio 2023. E adesso le assicurazioni verranno riutilizzate e investite nel territorio. Nello specifico sono quasi 400.000 euro che il Comune ha destinato per abbassare abbonamenti scolastici e rette all'asilo, ma anche per l'associazionismo, l'asfaltatura di strade e la rotonda di Onigo. Opera importante per la sicurezza dei cittadini che da Pederobba devono recarsi in municipio, affrontando questo svincolo tristemente noto per la serie di incidenti mortali. Qui il Comune aveva chiesto 20.000 euro alla Regione per uno studio di fattibilità indispensabile per accedere ai fondi ministeriali, purtroppo con esito negativo. Così il sindaco ha deciso di stornare questi soldi arrivati con l'assicurazione da altri interventi per iniziare un percorso di sicurezza stradale dove la Regione non paga, ma sarà comunque presente. Nei prossimi giorni ho già un incontro con Veneto Strade perché dobbiamo realizzare questo progetto assieme. Lo studio, dicevamo, servirà ad accedere ai bandi ministeriali relativi che comunque finanziano le opere solo per metà. Quindi il Comune, oltre ad autofinanziarsi il progetto, dovrà anche trovarsi i soldi per completare la rotatoria. Ragioniamo su attorno a 1,5 milioni di euro di intervento, il contributo massimo è di 700.000 euro, di conseguenza l'altra metà dovremo metterla noi. Ma il sindaco è risoluto. Come sul Piave, bisogna andare avanti. Sì, esattamente, se mai si inizia, mai si finisce. Questo è l'obiettivo di questa amministrazione da sempre, vogliamo realizzarlo con le nostre forze, con le forze degli altri, ma noi dobbiamo mettere in sicurezza la viabilità del nostro territorio. Da Pederobba a Villorba, dove polemica per l'abbattimento di alcuni alberi secolari in piazzetta Aldomoro, ma il sindaco rassicura ne pianteremo altri 40. Ruspe e motoseghe al lavoro. Piazzetta Aldomoro ormai da qualche tempo è un cantiere a cielo aperto. Numerose le segnalazioni di chi è contrario all'abbattimento di alcuni alberi secolari che facevano ombra alla piazza, ma sul caso interviene il sindaco Soligo. Posso solo dire portate pazienza perché è un intervento di equazione importante. Pazienza, dunque, i lavori in corso fanno parte di un ampio progetto di riqualificazione cittadina. Io ho fatto 3 incontri pubblici su questo. Ho incontrato i commercianti in separata sede, abbiamo cambiato il progetto quasi 3 volte su indicazioni che giuste che abbiamo attuato. Nel nuovo piano anche la piantumazione di nuovi alberi. Gli alberi tagliati sono 3,
2 sono stati salvati e portati in vivaio per poi essere dimessi a dimora, un gelso e un ciliegio. Quelli che abbiamo tagliato è perché uno non era in salute, gli altri erano, diciamo, che impedivano il percorso pedonale. Ne pianteremo 40 in più. Il verde rispetto adesso sarà 200 metri quadri in più, quindi credo che si possa sacrificare qualche albero abbastanza vecchiotto per poi metterne a dimora 40. Da Villorba a Istrana, cartelli ignorati, sacchi abbandonati, siamo in via Brigata Marche, i rifiuti li buttano ignoti ma i costi ricadono su tutti e scoppia la protesta. E devo pagare chi che le butta le cose, perché non trovo giusto che gli altri devono pagare le cose degli altri. Una strada diventata a suo malgrado una discarica abusiva, sacchi e immondizie di ogni genere. Nonostante il cartello che vieta espressamente lo scarico dei rifiuti, qualcuno continua a liberarsene proprio qui. Succede a Istrana, in via Brigata Marche. C'è un bel cartello grande del divieto di discarica, però secondo me sono ciechi, non lo vedono, vengono qui di notte, a gran parte è di lunedì, li rivediamo lunedì di mattina, ma delle volte anche durante la settimana. La beffa e il danno. La beffa, un cartello che resta inascoltato. Il danno, a pagare non sono gli incivili, ma tutti i contribuenti. Perché mai non è stato fatto un controllo di chi le butta qua? Anche perché io dico, ma quando le portano via le pesano, di solito vengono il venerdì, e le pesano, e chi le paga? Io penso che le paghiamo sempre noi, o ci allungano sulla bolletta, o le paga il comune, qualcuno le deve pagare. Però non le paga chi le butta. Non trovo giusto che gli altri devono pagare le cose degli altri. Una situazione paradossale. I cittadini pagano per i rifiuti che non hanno prodotto. I responsabili però restano ignoti. Io chiedo che qui venga messa una fototrappola, perché non è per cattiveria, ma è giusto che viviamo nel pulito, no? Che non dobbiamo vedere sempre tutto sto schifo che buttano qua. Anche perché non ne buttano poco, quando ne buttano parecchio. Di chi ha la responsabilità di occuparsi della questione? Risponde il direttore di Contarina. Sono i corpi di vigilanza che decidono quando è il caso di intervenire e come, perché si tratta proprio di un'attività ispettiva che è delegata proprio ai corpi di vigilanza del Consiglio di Bacino e del comune interessato. Chiarisce poi un dettaglio fondamentale. Allora, le spese sono quelle spese che si addebitano alla cura del territorio, che sono pagate da tutti i cittadini e non addebitate direttamente a chi fa la segnalazione. Chiaramente un atto deprecabile è quello di abbandonare i rifiuti, e per pochi incivili debbano pagare gli altri, questo non è sicuramente giusto, però non va sicuramente a carico del segnalatore. Il cittadino che si ritrova dinanzi a situazioni simili può comunque segnalare il problema a Contarina. Il numero verde di Contarina, sulla app, sul sito ci sono gli indirizzi per le segnalazioni. Fatta la segnalazione poi provvederemo noi ad avvisare i corpi di vigilanza e a fare la pulizia del territorio con i dovuti mezzi a seconda del rifiuto che troviamo abbandonato. Adesso a Cison di Valmarino per parlare delle penne nere degli alpini. Oggi si è svolto il 54esimo raduno al Bosco delle Penne Mozze. Lo sappiamo benissimo quante volte arriva l'inverno nei nostri gruppi, nelle sezioni, perché siamo uomini, non dobbiamo nasconderci dietro a paraventi, però dobbiamo avere la resilienza e la speranza che hanno questi alberi. Sanno la certezza, sanno che dopo l'inverno arriveranno nuove gemme. Il rinnovamento degli alpini è stato il tema del 54esimo raduno al Bosco delle Penne Mozze di Cison ed è stato il cuore dell'orazione tenuta dal presidente degli alpini di Bassano, che ha voluto stimolare una riflessione sul futuro delle penne nere dopo l'appello che il sindaco di Cison ha lanciato a nome di tutti i primi cittadini. Cari alpini, io oggi mi sento di chiedervi di non mollare. Le nostre comunità, la mia comunità, ha bisogno di potervi indicare come testimonianza costante e quotidiana di che cosa vuol dire il senso del sacrificio, il prendersi degli impegni, il rispetto, il lavorare in gruppo.
Valori da consegnare alle nuove generazioni coinvolte in associazioni che ne condividono gli ideali, partendo però dai più piccoli, come qui tra le steli dei 2411 alpini andati avanti. Noi guardiamo il futuro con le giovani generazioni, che i ragazzi elementari li abbiamo chiamati per piantumare nuovi alberi qui al bosco. Questo memoriale è non solo memoria, ma anche vita, ed è vive 2 volte con loro. Tra i sostenitori di questo memoriale anche lo storico presidente della sezione di Conegliano Giuseppe Benedetti, scomparso una settimana fa, e qui ricordato con il suo cappello e nelle parole del vicepresidente nazionale Alessandro Trovant. L'unico invito che ti posso fare, Beppo, da lassù, quando vedrai uno di noi stanco, magari un po' arrabbiato, dagli una mano e fa che prosegua. Poi la celebrazione presieduta dal vescovo di Vittorio Veneto che, citando il Vangelo di questa domenica, ha ricordato l'altruismo degli alpini. E sembra proprio che i brani biblici di questa domenica siano stati scelti per incoraggiare persone che non scelgono i primi posti e che fanno il bene senza aspettarsi il contraccambio. Un raduno seguitissimo con diversi momenti che hanno toccato i presenti, come la deposizione della corona sulle note del Lino del Piave. E rinnovando l'appuntamento al prossimo anno per il 55° raduno e alla prossima domenica per il pellegrinaggio sul Monte Tomba che Antena 3 trasmetterà in diretta, l'ultimo canto alle penne mozze è stato per il Signore delle Cime. Le tue montagne. E a proposito di alpini, parliamo di un gelsomino davvero unico che è stato testato durante la Dunata Triveneta degli alpini a Conegliano, un frutto di prove e innesti di un vivaista di Santa Lucia di Piave. È unico perché ha una particolarità, è una pianta tricolore. Immagini dell'inaugurazione della scalinata degli alpini di Conegliano del giugno scorso, uno dei tanti momenti importanti del raduno triveneto del centenario, che però pochi sanno ha fatto anche da laboratorio a cielo aperto per uno straordinario prodigio della natura e della caparbietà di un vivaista. Alla base dei pennoni sono state messe a dimora diverse piante di quello che potremmo definire un gelsomino patriottico. Una definizione quanto mai calzante, visto che le sue foglie sono rosse e bianche, oltre che verdi. È una mutazione della foglia. Diciamo che la pianta fa questa caratteristica qua che muta la foglia. Io ho fatto le aiuole ai monumenti nuovi che abbiamo fatto qua in giugno degli alpini a Conegliano, e ho fatto le aiuole con questa pianta richiamando proprio la bandiera italiana. Un gelsomino con foglie a colori mutanti esiste da tempo, ma la caparbietà di renderlo così pieno e soprattutto proporzionato nelle 3 colorazioni della bandiera nazionale e con il rosso che si fa vivo con il freddo dell'inverno è frutto di anni di prove e studi da parte di Mauro De Conti, che ha scelto questa varietà per la sua robustezza. È una pianta che si presta a stare dappertutto, in pieno sole, in ombra, mezz'ombra, come in vaso. Addirittura si può portare anche i nostri cari in cimitero e mettendo un panno per osmosi sotto nel sottovaso ci dura anche per tanto tempo. E proprio per la rusticità della pianta il vivaista patriottico spera che il gelsomino tricolore venga adottato dalle istituzioni per i monumenti, come ha già sperimentato positivamente per Conegliano. Come le è venuta questa ispirazione? Perché mi prende proprio come pianta, perché non ha bisogno di manutenzione. L'unica cosa è che non bisogna bagnarla troppo, ma anche se si lascia disidratata lei chiude gli stomi, riesce a sopportare, è molto resistente alla siccità, cioè non serve quasi bagnarla, capisce? E per concludere ci confida Mauro che in realtà questo gelsomino patriottico l'ha sviluppato pensando agli italiani. Ha la stessa rusticità di un'edera, consideriamo, ecco così. È un po' come gli italiani che alla fine resistono sempre. Ci siamo abituati, adattati alla resilienza, alla resistenza, ecco così. Quindi questa è la nostra pianta? Sarebbe la nostra pianta, sì, dell'italiano.
E di resilienza ne ha avuta tanta e ne ha sicuramente tuttora Dina Novello, che ha compiuto 103 anni ed è stata festeggiata ieri al centro servizi Zairo di Zero Branco, che fa capo alla cooperativa sociale Insieme Si Può. Nata a Mogliano il 30 agosto 1922, aveva 3 fratelli e una sorella, non si è mai sposata, ha sempre vissuto con i genitori dei quali si è presa cura, lavorò prima come sarta, poi ha avuto un negozio di merceria a Mestre e per anni, prima di andare in pensione, è stata commessa alla boutique Celana. Qui il festeggiamento ieri a Zero Branco per i 103 anni, e gli facciamo gli auguri anche noi, di Dina Novello. Torniamo a parlare allora della mostra del cinema. Abbiamo visto la parte di cronaca con quell'allarme bomba che ha tenuto in apprensione un po' nel pomeriggio l'Hotel Excelsior, ma poi c'è la giornata della mostra del cinema. Oggi i protagonisti, tra gli altri, Kate Blanchett e Adam Driver, tra gli interpreti del film di Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister and Brother, e poi Jude Law, che interpreta niente meno che Vladimir Putin nel film Il mago del Cremlino di Olivier Assayas. E poi per l'Italia, fuori concorso, il film di Andrea Di Stefano, Il maestro, con un Pier Francesco Favino che torna al Lido interpretando un insegnante di tennis privo di talento. Il nostro Lorenzo Maier ha incontrato Favino, il regista e anche il giovanissimo co-interprete. Nel giorno in cui al Lido, all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arrivano Jude Law e Adam Driver, protagonista al saluto è il maestro, con Pier Francesco Favino, un sorprendente bambino attore come Tiziano Menichelli, e il regista Andrea Di Stefano. Il mondo del cinema e della cultura non deve avere paura di esprimere le fragilità dell'uomo e delle persone e deve sapere valorizzare. Questo è il potente messaggio del film. Come ti sei trovato in questo ruolo? Molto bene, è uno dei primi perdenti assoluti che mi viene dato la possibilità di fare. Sono molto contento perché credo che attraverso questo ruolo ho potuto esprimere delle cose che in altre occasioni forse non ho avuto modo di tirar fuori, anche personali, e quindi è una cosa che secondo me in qualche modo è una novità nel mio percorso, e Andrea mi ha dato la possibilità di fare un personaggio meravigliosamente fragile e imperfetto, quindi mi sono molto divertito e al contempo anche intenerito a poterci stare dentro. Questo è un po' il cuore del film. Secondo me fin dall'inizio avevamo voglia di raccontare 2 sconfitti che in qualche modo nell'incontro, nell'aiutarsi l'un l'altro, trovano una vittoria. Se una persona è fragile è proprio quella persona che non te lo fa vedere, anche se tu puoi vedere Raul Gatti sempre attivo, felice, magari è proprio la persona più fragile tra quelle che tu non ti aspetti magari che possa essere fragile. Io penso che la fragilità sia il cuore di quello che facciamo, mostrare le nostre fragilità attraverso i film, avere la possibilità di condividerle, ci ricorda che siamo degli esseri umani con tutti i nostri difetti. Poi Favino, nei panni di un maestro sempre sconfitto, veste anche la figura dell'intervistatore. Il vostro rapporto con Venezia, con la mostra di Venezia? È la prima volta che vieni? Io sì. Che effetto ti fa? È strano un po', perché comunque qua la gente al posto della macchina è alla barca, quindi non sono abituato. Per me è sempre meraviglioso, tutte le volte che vengo mi riconnette con quando avevo poco più dei suoi anni e stavo qui con lo zainetto a guardare i film, e stare da questa parte è sempre emozionante, sempre bello. Non so se sapete che ieri o l'altro ieri c'era qui la Coppa Davis. Siamo arrivati che era qui, hanno saputo che arrivavo, l'hanno smontata. Come mai? Perché avevano visto il film, secondo me. Ok. A tutti i telespettatori di Antena 3 un bacione, ben rivisti. E noi ricambiamo ovviamente il saluto di Pier Francesco Favino. Allora siamo al consueto appuntamento con la domenica con il nostro archivio storico di Antena 3. Il nostro Lucio Zanato nella sua ricerca è andato a pescare un ultimo giorno di agosto da bollino rosso per il traffico di rientro dalle ferie, un rito di fine estate, anche se negli anni sono cambiate abitudini e impegni lavorativi e cresce la schiera dei vacanzieri anche di settembre. Oggi non era così 40 anni fa. Guardate il servizio.
L'ultimo giorno di vacanza si trascorre aggrappati al volante. Si torna a casa tutti insieme, incolonnati a passo d'uomo in lunghe file d'auto che serpeggiano lungo le arterie più importanti della nostra penisola. Traffico intenso, code ed incolonnamenti anche nel veneziano, soprattutto ai caselli autostradali per Trieste e Padova e sulle strade litoranee. Veneziani, trevigiani ma anche tanti stranieri tornano a casa. Le ferie d'agosto come sempre finiscono con quello che gli esperti ormai chiamano controesodo. Le caratteristiche di questa ondata di ritorno, la cui punta massima è stata registrata proprio in questi ultimo weekend del mese, ricalcano quelle del movimento d'andata. Grande spiegamento di autovetture sulle strade ma anche molta disciplina da parte degli automobilisti. Finora nessun incidente, anche se carabinieri e polizia stradale continuano a raccomandare prudenza particolare sulle strade. L'operazione rientro comunque dovrebbe concludersi proprio oggi, 31 agosto. Le città si sono ripopolate, negozi e fabbriche hanno riaperto dovunque i battenti. Settembre sarà ancora mese di vacanze per quei pochi però che possono permettersi di programmare con calma la pausa estiva al di là delle esigenze d'ufficio. A loro l'esodo non fa paura. Questo era il servizio storico di Antenna 3, purtroppo c'è una notizia di cronaca dell'ultima ora che vi dobbiamo dare e che riguarda una tragedia sulla strada, manco a farlo apposta, ed è purtroppo un'altra vittima su una moto. Questa sera a Nogaré di Crocetta del Montello un'auto e una moto si sono scontrate lungo via Sant'Andrea e nell'impatto il Centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il Centauro, quindi una vittima in sella alla moto a Crocetta del Montello nello scontro con un'auto davvero poco fa nella zona di Nogaré di Crocetta del Montello. Purtroppo dobbiamo chiudere con questa notizia di cronaca e dell'ennesima tragedia nelle strade della Marca Trevigiana. Ancora una volta una vittima in sella a una moto. È davvero tutto, vi lascio al meteo, arrivederci.